Hotel Russot Mestre. Nelle sale del centro convegni il primo congresso provinciale della CISL di Venezia, che oggi ha sancito l'unione tra la sezione sindacale veneziana e quella del Veneto orientale. Il segretario generale sarà Lino Gottardello, affiancato da Lorenzo De Vecchi, ma a tenere banco sia sul palco dei relatori che in platea stamani sono stati gli effetti della crisi economica mondiale che ormai sta condizionando pesantemente anche il veneziano. I settori più colpiti sono il metalmeccanico, con la metà delle imprese in difficoltà, il turismo che teme un flop di stagione e l'edilizia che segna il passo. È chiaro che al di là dei dati che ancora le associazioni di albergatori non forniscono, la preoccupazione è che se la crisi a livello nazionale e internazionale non cambia direzione, è chiaro che poi gli arrivi saranno ulteriormente ridotti. E il terzo settore è quello dell'edilizia, delle costruzioni, e questo è veramente in ginocchio e non si vedono possibilità di rilancio in questo momento. Nella sola provincia di Venezia il ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria è quasi triplicato rispetto all'anno precedente, arrivando a 2.350.000 ore nel 2008, con una perdita totale di circa 890 posti di lavoro. Tuttavia, la vera emergenza viene dalle decine di piccole e piccolissime imprese che non possono ricorrere agli ammortizzatori sociali per i propri dipendenti e di cui si saprà il destino solo fra qualche mese. Per quanto riguarda l'edilizia, sul piano casa proposto dal governo, la CISL si riserva di dare un giudizio quando i termini della proposta saranno più chiari, ma intanto una cosa è certa: investire nelle piccole opere pubbliche per il sindacato sarebbe già un passo importante per rilanciare il settore.